Uscire dalla violenza è possibile, se hai bisogno chiama il numero gratuito e anonimo 0784 38 883. E questo è il messaggio che sarà veicolato a Nuoro in tutti i presidi dell'ASL 3 nei comuni di Mamogliada, Uniferio e Rune dai 7.000 adesivi fatti stampare grazie ad un'iniziativa dell'Associazione Onda Rosa di Nuoro, del Comune, del Capoluogo e della ASL. Una campagna antiviolenza che dà alle donne uno strumento immediato per denunciare chiamando il numero verde dell'associazione, adesivi che saranno posizionati principalmente nei bagni di bar, uffici pubblici. Il progetto lanciato qualche mese fa ora è giunto a conclusione, manca l'ultimo step del posizionamento degli adesivi antiviolenza. Una campagna informativa unica in Italia. I dettagli dell'iniziativa sono stati precisati stamattina nel corso di una conferenza stampa cui hanno partecipato Valeria Romagna, assessore ai servizi alla persona del Comune, Luisanna Porcu, referente provinciale di Onda Rosa, Rosa Canu, presidente di Soroptimist e Gesuina Cherchi, direttrice del distretto di Nuoro dell'ASL. L'assessore Romagna ha ricostruito la genesi dell'iniziativa proposta da Onda Rosa, a cui l'amministrazione ha aderito, allargandola alla conferenza Plus. Un adesivo che lancia un messaggio, più informazione e meno tolleranza. Questo al fine di modificare comportamenti consolidati che spesso tollerano o peggio giustificano la violenza fisica e psicologica degli uomini sulle donne. Si è deciso di posizionare gli adesivi in luoghi come i bagni in cui le donne entrano da sole e hanno la libertà di appuntare il numero senza pressioni. Luisanna Porcu ha sottolineato la sensibilità dell'amministrazione comunale e la grande risposta della cittadinanza, ma ha stigmatizzato l'adesione di soli 3 comuni dal momento che Onda Rosa segue 330 donne e conosce la situazione in cui si trova il territorio. La direttrice Cherchi ha ribadito l'impegno su questo fronte della ASL che ha attivato anche il pronto soccorso Rosa. La presidente di Soroptimist ha sottolineato come la campagna di Onda Rosa sia in linea con la mission dell'associazione a supporto delle donne.